Ok, allora una buona serata a tutti. Io sono Fabrizio Stelluto, sono il presidente dell'Argav, che è l'associazione dei giornalisti agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. Sono felice di questo incontro odierno che sancisce anche l'avvio di una collaborazione operativa con l'Ambi del Veneto. La serata si struttura così, adesso dopo le mie due parole di esordio darò la parola appunto ad Andrea Crestani, che è il direttore di Ambi Veneto, per un saluto iniziale, e poi cederò la parola ad Alessandro Bedin, che oltre ad essere un componente del direttivo di Argav è anche il delegato dell'Associazione dei Giardini Pubblici del Veneto. A lui poi l'onere insomma, di condurre il dibattito. Grazie tantissimo naturalmente ai quattro relatori e come anticipato darei subito la parola ad Andrea Crestani, direttore di Ambi Veneto. Sì, scusa Fabrizio, so che Andrea Crestani, il direttore di Ambi Veneto, è in viaggio, quindi forse per un saluto si collegherà un po' più tardi. Direi di passare subito ad Alessandro. Alessandro, allora a te la parola. Buonasera a tutti e benvenuti. Abbiamo pensato a questo webinar come un primo passo di un percorso che speriamo di riuscire a svolgere nel corso dell'anno, con tutti i sei ma della situazione in corso. Speriamo cioè di fatto di riuscire a svolgere alcuni temi che verranno accennati in questa serata, riuscire a svolgerli in presenza alla Biblioteca Lavigna a Vicenza per approfondire questi temi, ma anche poi riuscire ad andare nel territorio a vedere alcuni esempi concreti di alcuni interventi che sono stati realizzati. Il tema è molto molto interessante e sicuramente estremamente di attualità. La gestione delle acque meteoriche, che non è legato solo a questioni di cambiamenti climatici, ma anche consumo di suolo, e pensiamo che alle grandi opere sia interessante pensare a interventi diffusi nel territorio che possono trasformare sia l'ambiente urbano che rurale in una sorta di spugne per aiutare a gestire le acque meteoriche. Io però, Mauro, avrei bisogno di sapere se prima di proseguire doveva esserci anche il presidente della Biblioteca Lavigna. È presente? Mi ricordi il nome? Remo Pedon. Lo sto cercando. Sì. Posso intervenire? Sono Mezzalira. Sì. Posso? Giustino, prego. Intervengo dopo come relatore, visto che incidentalmente sono anche il vicepresidente della Vigna. Ho parlato col presidente, con Remo, che mi ha pregato di fare le sue funzioni praticamente. Quindi, se dite, vi porto brevemente adesso il saluto del presidente Pedon, che questa sera aveva una delle sue giornate molto complicate, insomma. Posso? Sì. Sei tu, Alessandro, che coordini o... Sì, eccomi qua. Allora, io volevo ricordare la parte della premessa che ho fatto ai quattro relatori che poi vi andrò a presentare, di mantenere i tempi che ci siamo dati per non superare e non dilungarci troppo, ma per dare spazio eventualmente a qualche domanda alla fine. Io prima di iniziare a passare la parola ai vari relatori, che nell'ordine sono Camilla Venturini, neolaureata all'Università di Trento, che ci racconterà di una bellissima tesi fatta sulla cintura verde e blu di Vicenza, la professoressa Lucia Bortolini, che ha seguito il progetto Life Beware ancora in corso nell'Alto Vicentino, poi l'architetto Silvia Calatroni, dello studio SDARC architetti associati di Milano, che ci parlerà del loro Make Your City Greener, e per finire Giustino Mezzalira,
che concluderà un po' la sessione. Prima di iniziare passerei la parola a Davide Primucci del Laboratorio Spazi Rurali e Boschi Urbani di Vicenza, che di fatto è stato un po' il promotore di questo incontro e dei prossimi che speriamo di avere nel corso dell'anno. Davide, a te la parola. Ciao, sentirmi? Vai. Sì, vai. Allora, buonasera a tutte e a tutti. Finalmente siamo riusciti ad organizzare questo webinario che volevamo fare ovviamente in presenza, però diciamo la questione Covid è ancora problematica e quindi non ce l'abbiamo fatta. Però l'idea di questo webinar è, come si diceva prima, nasce un po' dalla volontà di diversi soggetti, tra cui il Laboratorio Spazi Rurali e Boschi Urbani che oggi rappresento, ma anche diciamo dall'interesse appunto convergente su questo tema di Argav, della Biblioteca La Vigna e della Delegazione Veneto Pubblici Giardini. C'è da dire sicuramente che il tema è anche molto attuale, viste anche un po' rispetto a chi proviene dal territorio vicentino, viste le ultime problematiche climatiche legate alle forti piogge che hanno portato poi all'esondazione del torrente Tesina, che cosa è successa pochi mesi fa, insomma a dicembre, e da lì insomma è scaturito poi il dibattito un po' sul discorso dei bacini di laminazione, che sono queste grandi opere molto impattanti che sicuramente hanno un beneficio rispetto a quello che è il loro scopo, ovvero quello di salvaguardare i territori dal rischio idraulico, però chiaramente sono opere molto impattanti che non sono le uniche che possono essere messe in campo. E quindi sostanzialmente un po' l'idea di mettere insieme questo webinar, coordinando diversi soggetti provenienti da diversi territori, anche da diversi settori professionali, è stato quello di dire proviamo a dare una prospettiva diversa rispetto a queste opere e vediamo cosa si può fare sul nostro territorio. Tutto nasce un po' dal lavoro che era stato intrapreso insieme all'Università di Trento e dal laboratorio, su una proposta diciamo di lavorare sull'area ovest di Vicenza, in particolare sull'area di Carpanera, che, diciamo, sulla quale abbiamo messo gli occhi da diversi mesi, da diversi anni ormai come laboratorio, e sulla quale diciamo, stiamo cercando di proporre diverse iniziative che vanno un po' dalla valorizzazione del territorio rurale, quindi magari attraverso lo sviluppo la creazione di un parco agricolo, fino a tante altre che non sto qui ad elencarvi. Quindi da questo incontro è scaturita la tesi di Camilla e diciamo siamo anche curiosi di presentarla al pubblico, perché è la prima volta che viene resa nota questo lavoro di tesi, e poi conseguentemente ci fa molto piacere insieme anche il Life Beware, che è un progetto molto grande che è fatto poco lontano da Vicenza, nell'Alto Vicentino, insomma, ma anche in realtà come quella di Milano e ovviamente come la Biblioteca La Vigna, che diciamo vanno a creare e a chiudere il quadro di questa iniziativa che vuole dare diciamo un primo spunto su questi temi, sperando poi di rincontrarci in presenza. Quindi ringrazio ancora tutti i relatori e tutte le relatrici e gli altri soggetti promotori. Grazie. Grazie Davide. Allora tocca a Camilla Venturini raccontarci della sua tesi Paesaggio come sistema di valori, una cintura verde e blu per Vicenza. Grazie. Buonasera a tutti. Condivido lo schermo. Ok, vedete il mio schermo? Sì. Ok. Come già detto, sono Camilla Venturini, neolaureata in ingegneria edile e architettura all'Università di Trento. Oggi presenterò il mio lavoro di tesi, che è stato supportato come relatrici dalla professoressa Sara Favargiotti per quanto riguarda l'aspetto paesaggistico e dalla professoressa Alessandra Marzadri per quanto riguarda le tematiche di gestione idraulica del territorio. In particolare oggi affronterò in particolare la seconda parte del mio lavoro di tesi in cui ho effettuato un'analisi e una proposta progettuale, come già detto da Davide, per la zona industriale. Comunque le basi teoriche e metodologiche sono comuni a tutto il lavoro di tesi.
La città di Vicenza storicamente ha dovuto affrontare numerose alluvioni e inondazioni dovute in parte alle modifiche che sono state apportate ai suoi corsi d'acqua, e dall'altra parte, soprattutto negli ultimi decenni, queste inondazioni sono state notevolmente peggiorate dal consumo di suolo nel suo territorio e dai cambiamenti climatici. Lo stato dell'ambiente è arrivato a condizioni critiche. Secondo le stime del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, il consumo di suolo viaggia attualmente a circa 2 metri quadri al secondo, che è un dato ancora più preoccupante se si considera che è in controtendenza rispetto all'andamento della popolazione. Inoltre le temperature medie continuano a crescere, il monitoraggio dell'inquinamento rileva in circa il 31% delle stazioni il superamento del limite giornaliero e circa 8 milioni degli abitanti italiani risiede in area a pericolosità idraulica elevata. Nell'affrontare queste problematiche, gli ecosistemi svolgono un ruolo fondamentale, in quanto offrono dei servizi che contribuiscono a ristabilire l'equilibrio naturale. Il suolo cattura, secondo le stime dell'Unione Europea, circa il 20% dell'anidride carbonica e contiene più o meno il 25% delle specie viventi sulla Terra. Inoltre un albero può arrivare a produrre fino a 20 litri al giorno di ossigeno, e se si considera un albero con una corona di 10 metri, questo produce circa 400 litri al giorno di acqua e consuma intorno ai 280 kWh di energia solare. Questi ultimi due processi in particolare contribuiscono a refrigerare l'aria e quindi offrono un servizio ecosistemico fondamentale, soprattutto nei contesti urbani più densi, nei mesi più caldi. Inoltre la copertura naturale del suolo favorisce l'infiltrazione all'interno del terreno dell'acqua meteorica e quindi contribuisce a diminuire il deflusso superficiale e di conseguenza anche le conseguenze che questo può avere, che possono essere anche piuttosto disastrose. Nell'affrontare queste tematiche, una soluzione integrata ed efficace può essere data dai dispositivi LEED, sia per quanto riguarda l'implementazione degli ecosistemi all'interno del tessuto urbano, sia per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche. Questi dispositivi, infatti, rispetto ai sistemi tradizionali, permettono di controllare non solo la quantità del deflusso superficiale, ma favoriscono anche la riduzione dell'inquinamento dell'acqua che lo costituisce. Inoltre contribuiscono a implementare la biodiversità negli spazi urbani e a aumentare il comfort all'interno degli spazi pubblici della città. Alla scala urbana, nella mia analisi su tutto il territorio del comune vicentino, mi sono concentrata prevalentemente sui temi della pericolosità idraulica, nell'analisi delle strutture ecologico-ambientali, socioculturali ed economico-produttive. Questi sistemi nel mio lavoro di tesi sono stati analizzati separatamente, ma in realtà sono stati visti sempre come delle strutture interagenti tra loro. Già alla scala comunale ho evidenziato le problematiche legate all'area industriale, che diciamo toccano un po' tutte le tematiche che ho affrontato nella mia tesi. Queste problematiche sono risaltate ancora di più nel momento in cui mi sono ritrovata a dare una sorta di pianificazione a tutto l'aspetto comunale, perché nell'area industriale mi sono ritrovata a dover intensificare maggiormente rispetto al resto dell'area comunale le azioni di riconnessione sia ecosistemiche ed ecologiche, sia della mobilità, legate alla mobilità ciclopedonale, quindi sostenibile, ma anche ho rilevato la necessità di dare un'identità a quest'area che fosse legata anche al contesto urbano in cui sorge. Entrando quindi nel vivo del progetto all'interno dell'area industriale, ho fatto un'analisi più approfondita sull'area stessa. Quest'area è sollecitata da forti pressioni date innanzitutto dagli assi viari che la attraversano e la circondano.
come l'autostrada A4 a sud dell'area, la ferrovia e Viale degli Scaligeri, che è un viale piuttosto trafficato, anche perché è la prima strada di uscita proprio dall'autostrada. Un'altra problematica, cioè altre problematiche dell'area sono legate alla roggia. La roggia di Oma, che la attraversa da nord a sud, è un corso d'acqua di piccole dimensioni, ma le problematiche ad esso legate sono piuttosto rilevanti. Queste sono problematiche innanzitutto legate alle sue caratteristiche ecologiche, in quanto i suoi argini hanno una vegetazione prevalente, quasi assente in alcuni punti, comunque poco rigogliosa, che non aiuta a migliorarne le condizioni ecologiche, ma anche le condizioni chimiche dell'acqua sono piuttosto scarse. Dall'altra parte una problematica legata a questa roggia è l'impermeabilizzazione dell'area. L'alta percentuale di superfici impermeabili all'interno dell'area comporta che l'acqua meteorica durante gli eventi di pioggia fluisce molto più velocemente all'interno delle condotte e nella roggia stessa, oltre a essere acqua piuttosto inquinata a causa del dilavamento delle superfici impermeabili. Dal punto di vista ecologico, come già accennato, la roggia non costituisce un collegamento ecologico tra i due boschi urbani che fisicamente connette, che sono il bosco di Carpaneda a nord dell'area e il bosco del Quarelo a sud, che si trovano, diciamo, quasi sul confine tra l'area industriale e le aree agricole circostanti. Inoltre l'area industriale è dotata di pochi spazi verdi e questo accentua ancora di più la forza del suo essere una sconnessione dal punto di vista ecologico. Questo per me è stato motivo di stimolo progettuale, non solo come mera riconnessione ecologica, ma anche come opportunità per generare degli spazi urbani utilizzabili dalla popolazione. In questo mi ha aiutato anche l'individuazione di alcuni spazi degradati, strutture degradate, che possono essere il punto di partenza per questa azione di riqualificazione dell'intera area. La rete di drenaggio dell'area è prevalentemente di tipo misto. La principale problematica che ha individuato e riconosciuto a questo tipo per questo tipo di rete è il fatto che nel momento in cui la portata delle acque all'interno delle condotte eccede la loro capacità, queste acque miste vengono sfiorate all'interno del corso d'acqua ed essendo miste ovviamente vanno a peggiorare le condizioni ecologiche del corso d'acqua stesso. Una particolarità della rete di drenaggio che ho già considerato all'interno della rete esistente è il bosco di Carpaneda, che funziona come un bacino di laminazione e ovviamente questo è stato considerato già all'interno della rete di drenaggio esistente. Quindi le azioni a livello concettuale del mio progetto riguardano riconnessioni che riguardano sia le piste ciclopedonali, quindi la mobilità attiva, sfruttando i tracciati già esistenti, sia delle riconnessioni ecologiche. Riconnessioni che avvengono innanzitutto con un corridoio ecologico lungo la roggia di Oma, ma anche con elementi puntuali disseminati in tutta l'area. In particolare questi elementi puntuali favoriscono l'infiltrazione e l'evaporazione dell'acqua in modo diffuso sull'intera area industriale, andando quindi a diminuire il deflusso delle acque meteoriche. La valutazione dei benefici ottenuti dal progetto è stata possibile grazie alla costruzione del modello idraulico. Questo è stato costruito utilizzando GIS-Water, che ha permesso di leggere i dati geografici elaborati in QGIS, a partire dagli shapefile che mi sono stati forniti da Viacqua.
E allo stesso tempo GSwater ha permesso anche di generare i file di input per Swimming in cui sono state fatte elaborate le simulazioni della rete di drenaggio. In queste simulazioni è considerato un tempo di ritorno di 10 anni, quindi non molto elevato, e durate di pioggia brevi, che sono quelle più problematiche, in particolare di 5, 10, 20 e 30 minuti. Come già a livello teorico mi aspettavo, la durata che sollecita maggiormente la rete è quella più breve, quella di 5 minuti. I dispositivi che ho scelto di inserire all'interno della rete sono 3 dispositivi lead, 3 tipologie che sono i sistemi di bioritenzione per le aree più dedicate a parco, quindi a spazio pubblico di sosta e ricreativo. Le pavimentazioni permeabili per quanto riguarda il tracciato della rete ciclabile, che in particolare offrono anche un miglioramento della sicurezza rispetto alle ciclabili tradizionali, perché ristagna meno l'acqua e quindi c'è meno pericolo per chi la attraversa. E i tetti verdi estensivi, che è stato scelto questo tipo di copertura perché vengono posizionati su edifici esistenti, quindi sovraccaricano meno la struttura dell'edificio esistente, e dall'altra parte perché richiedono meno manutenzione. Rispetto alle condizioni esistenti di povertà ecologica, quindi nella mia proposta progettuale, la roggia di Oma diventa il cardine dei collegamenti ecologici all'interno dell'area, ma questa connettività della roggia viene supportata dalla diffusione di aree verdi e permeabili all'interno di tutta l'area. Questo favorisce un miglioramento anche per quanto riguarda le prestazioni nella gestione idraulica dell'area. Infatti si è riscontrato una notevole diminuzione del deflusso superficiale nei sottobacini del modello idrologico, e grazie all'intercettazione dell'acqua meteorica a monte della rete delle condotte. Allo stesso tempo la portata all'interno delle condotte della rete diminuisce e viene posticipata nel tempo coerentemente con quello che ci si aspetta a livello teorico. In un ulteriore approfondimento in una più piccola sezione dell'area ho valutato le diverse prestazioni che vengono date dai diversi dispositivi. In particolare la pavimentazione permeabile fa infiltrare una parte dell'acqua all'interno del terreno, una parte viene accumulata nello strato dedicato della lead, e l'acqua che invece non riesce a partecipare a questi processi perché in eccesso viene fatta defluire verso altre aree. Nei sistemi di bioritenzione vengono accolte l'acqua diretta che piove direttamente sulla loro superficie, ma anche quella di deflusso dalle altre aree, e hanno uno strato di accumulo che è più capiente rispetto a quello delle pavimentazioni permeabili. E i tetti verdi hanno la particolarità che ovviamente non c'è infiltrazione perché sotto di loro c'è la struttura dell'edificio e l'acqua viene accumulata nello strato di drenaggio e viene poi a posteriori fatta defluire dalla copertura. Andando poi ad analizzare i limiti e potenzialità del mio lavoro, ho individuato degli ulteriori possibili sviluppi che sono rappresentati, secondo la mia visione, potenzialmente da una diffusione in altri contesti di questo tipo di approccio, per dimostrare come un'applicazione ancora più diffusa delle lead possa generare benefici ancora maggiori, e la possibilità anche di valutare i benefici dal punto di vista di gestione della qualità delle acque, non solo dal punto di vista quantitativo. Grazie. Camilla, perfetta, sei stata perfettamente dentro i tempi. Grazie. Prima abbiamo saltato i saluti, adesso ridò la parola e mi scuso con Giustino che l'ho interrotto. Allora, i saluti, iniziamo con il vicepresidente della Biblioteca Internazionale La Vigna, Giustino Mezzalira, e a te la parola, Giustino.
Sì, buonasera a tutti, mi fa molto piacere che sia stato organizzato questo evento che mette insieme delle competenze e delle passioni, direi molto molto diverse. Come Biblioteca La Vigna siamo un grande contenitore, prima di tutto di libri, ma poi anche di iniziative. Il Covid ha messo a durissima prova noi come tutti e quindi grazie a chi ha avuto il coraggio di organizzare queste iniziative. Il tema è uno dei tantissimi temi che trovano spazio negli oltre 60.000 volumi, ma la cosa interessante è che passando sfogliando proprio quello che c'è all'interno della nostra biblioteca, si può ritrovare una dimensione storica di come certe problematiche che oggi a noi sembrano legate al quotidiano sono invece ricorrenti nella relazione che ha aperto questa sera. Abbiamo visto come Vicenza sia stata più volte interessata da fenomeni di questo genere. Quindi è compito anche di biblioteche come La Vigna che conservano la memoria storica di quello che è stato un territorio, l'uso di questo territorio, far presente che alcune soluzioni, come quelle che abbiamo anche visto, che sentiremo poi, vengono tante volte da pensieri che più volte sono comparsi, sono stati presi e ripresi. L'auspicio ovviamente è quello che poi dai buoni esempi si possa passare anche all'attuazione pratica. Con questa brevissima considerazione porto ancora i saluti del Presidente Remo Pedona. Stasera c'è anche con noi Danilo Gasparini, che è il Presidente del nostro Consiglio Scientifico e che sovrintende sostanzialmente a tutta la programmazione della nostra attività. E penso che Danilo questa sera riceverà ulteriori spunti per fare in modo che la biblioteca entri in sintonia con tematiche così di attualità come quella che trattiamo qui. Grazie a tutti. Grazie Giustino, poi ci rivediamo con te. Scusa Alessandro, una cosa velocissima, vedo che c'è un bellissimo bambino con il papà in linea. Siccome verrà messa anche su YouTube questa registrazione, forse è opportuno che il bambino non appaia davanti alla telecamera. Portate pazienza, sono un po' di scrupoli che sono necessari per rispettare anche un po' quelle che sono le giuste leggi. Scusami Alessandro. Enorme, certo, no, grazie Mauro a te. Adesso passo la parola per i saluti al direttore di Ambi Veneto, Andrea Crestani. Sì, buonasera, mi sentite? Sì. Ecco, bene. Scusatemi per il mio ritardo, ma ho avuto problemi di recuperare una postazione normale, sono ero in macchina con il cellulare. Niente, vi rubo veramente 2 secondi. Come aveva accennato all'inizio anche Fabrizio, Ambi Veneto rappresenta il consorzio di bonifica del Veneto, li riunisce in associazione a livello territoriale, e con Argav ha sempre avuto questo grande momento di grande collaborazione e la stiamo portando avanti anche con questi seminari, con questi webinar, sostenendo un po' l'attività e lo sviluppo dell'associazione. Con i consorzi di bonifica sulle tematiche che si stanno discutendo questa sera siamo ampiamente partecipi e vedono ad oggi veramente i nostri enti, i nostri consorzi di bonifica impegnati in un cambio culturale importantissimo, perché se fino a qualche decennio fa l'unico obiettivo nella gestione della risorsa idrica, nella gestione della risorsa acqua, il problema era governarla attraverso infrastrutture, attraverso la meccanizzazione, attraverso gli impianti, oggi abbiamo una visione nuova che è quella della sostenibilità, quindi tutte le azioni devono essere rivolte all'aspetto ambientale e quindi non ci occupiamo, ed è un'area estremamente importante che si sta sviluppando all'interno di consorzi, proprio quest'area ambientale, questo rapporto con il territorio per riportare in funzione a volte ecosistemi che sono stati un po' tralasciati o che hanno avuto per effetto dello sviluppo urbano e dei cambiamenti climatici, che sono due grandi cause di pressione negative che il nostro territorio sta subendo oramai da anni, degli effetti importanti rispetto per esempio alle aree di fitodepurazione, alle oasi
naturalistiche, ai corridoi ecologici, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua, alla necessità di seguire piantumazioni di essenze arboree lungo i tracciati dei nostri fiumi attraverso appunto questo concetto di rinaturalizzazione. Quindi ecco, enti che sono pronti a giocare la partita della sostenibilità veramente a tutti i livelli. Quindi benissimo questi convegni, questi momenti di incontro che stiamo facendo, ecco, a tutti il sapere che ci sono degli enti che sono operativi sul territorio e che hanno hanno nelle loro funzioni proprio la gestione della risorsa idrica e dell'ambiente, che si stanno occupando anche di queste cose. Il rapporto con Veneto Agricoltura in modo particolare è storico proprio nella realizzazione e nel portare avanti questa progettualità. Ecco, quindi grazie veramente a Argav che sta organizzando questi seminari e Ambi sarà sempre al vostro fianco. Grazie e buon proseguimento di lavoro. Grazie direttore. Allora passiamo al secondo nostro relatore, che è Lucia Bortolini, che ci parlerà del progetto Life Beware, al quale tra l'altro oltre al TESAF dell'Università di Padova ha partecipato anche Veneto Agricoltura, al Consorzio Alta Pianura Veneta, eccetera. E quindi adesso andiamo a vedere un po' di strategie di adattamento al cambiamento climatico in aree urbane e rurali. Lucia. Sì, grazie. Allora passo alla condivisione subito dello schermo. Dovreste vederla perché io non vedo più niente, quindi sì, immagino che la stiate vedendo perché io poi perfettamente. Solo, mi sentite anche e quindi dovrebbe partire, ecco, la presentazione. Tutto ok? Quindi chiedo, vedete bene? Sì. Bene. Benissimo. Bene, grazie dell'invito. Sono contenta di essere stata invitata perché mi trovo poi in mezzo a due relazioni, da quanto ho capito. Una di questa, la prima che abbiamo visto, di Camilla Venturini, mi complimento appunto per la tesi, di argomenti che io tratto da abbastanza tempo, di cui mi sono innamorata diversi anni fa insegnando un corso in paesaggio, parchi, giardini che è irrigazione, si chiamava irrigazione e drenaggio, e che poi io la parte di drenaggio l'ho modificata in gestione dell'acqua nelle aree verdi, proprio introducendo e quindi insegnando ai miei studenti proprio queste nuove modalità di gestire i deflussi di pioggia. Oggi, e poi c'è Silvia Calatroni, di cui ho proprio recentemente visto questa pubblicazione, che tra l'altro è proprio pubblica, molto interessante, di cui ci parlerà proprio dopo nel dettaglio, quindi ci farà vedere, credo, insomma, anche nel dettaglio le infrastrutture verdi o blu-verdi, come le chiamo io, oltre al depaving, per la gestione sostenibile dei deflussi di pioggia, di cui quindi non parlo, e andrei proprio, per restare nei tempi, soprattutto questo progetto Beware, come aveva accennato Alessandro, che interessa in particolare due comuni dell'Alto Vicentino, Sant'Orso e Marano Vicentino. E qui vediamo già un'immagine della Piazza della Libertà di Sant'Orso, che è stata una piccola area verde presente, è stata già trasformata in rain garden, questo bacino di ritenzione con valenza ornamentale, per gestire i deflussi di pioggia della piazza. La terminologia che viene utilizzata per queste è delle più diverse. Io poi adesso, diciamo, mi piace questo blu verdi perché appunto è soprattutto con il verde, con le piante, per trattare il blu dell'acqua, no? Per la mitigazione del rischio idraulico. E prima, appunto, nella presentazione prima veniva citato questo LEED, che è l'Impact Development, e che è una terminologia un po' vecchia, anche se lì vedete una reference abbastanza nuova, che è venuta fuori negli Stati Uniti fine degli anni 90, loro si sono messi a lavorare su questo,
e si trovava anche questo best management practices. Gli australiani usavano un'altra terminologia. Diciamo che qui in Europa e quindi poi in Italia si usa questo SUDS, che sarebbe Sustainable Urban Drainage System, e che io traduco sistemi di drenaggio urbano sostenibile, ma poi appunto mi è piaciuto di più questo infrastrutture non solo verdi, green infrastructure, ma blue-green infrastructure, che troviamo insomma più recentemente, o nature-based solution, e poi per l'Unione Europea si usano anche natural water retention measure. Ecco, io uso queste infrastrutture blu-verdi, che appunto soprattutto in ambito urbano diventano questi dispositivi di drenaggio urbano sostenibile per l'ambiente. Andando direttamente nel progetto BeWare, il progetto BeWare nasce con la volontà di far vedere un po' queste strutture. Come vi dicevo, io è ormai più di 15 anni fa che ho imparato che esistono, le ho trovate interessantissime proprio per i motivi che si diceva prima, no? Spesso piccoli, poco costosi, più facili da fare rispetto ad altre cose. E poi siamo passati alla sperimentazione una decina di anni fa, lavorando naturalmente all'Università di Padova, alla scuola di agraria. Ho detto voglio vedere come funzionano effettivamente, concentrandoci soprattutto sui tetti verdi, provando strutture, stratigrafie diverse, sui rain garden, appunto questi bacini di bioritenzione particolari con valenza ornamentale, e su un bacino tipo quello che vedete anche qui, questo è quello fatto in località Giavenale, con una volontà di invasare dell'acqua per poi utilizzarla in ambito agricolo. Nel nostro caso si prende acqua del flusso superficiale di una zona del campus di Agripolis e la si invasa in una cosa molto più piccola di questa, con anche la presenza di piante in superficie tenute in delle strutture, degli elementi flottanti per la fitodepurazione. Gli altri interventi li vedete qui riportati di seguito, sono in tutto 7, ed è stato anche fatto un tetto verde dimostrativo nella casa del custode di Sant'Orso. Sono stati praticamente tutti completati, quindi li si possono andare a vedere. Già è quella che è l'intenzione della vi dicevo, una delle intenzioni del progetto è proprio che sia qualcosa di dimostrativo, anche per far vedere i giardini pluviali e altre di queste infrastrutture blu-verdi. In ambito urbano, sostanzialmente, a parte il bacino in località Giavenale, che è in ambito agricolo, quasi tutti a Sant'Orso, e uno interessa, e questo mi sembra sempre anche molto importante per la divulgazione, la scuola elementare media di Marano Vicentino. Questi elementi naturalmente hanno tutta una serie di obiettivi, che sono prima di tutto la gestione del deflusso di pioggia, ma tutta un'altra serie di chiamiamole esternalità positive, insomma i servizi ecosistemici, come vogliamo, che sono stati in parte già citati insomma nella relazione precedente, quindi non mi dilungo assolutamente, perlomeno in questo incontro. Qui vedete appunto la funzione, gli obiettivi del progetto BeWare con funzione dimostrativa divulgativa, creando anche un centro divulgativo per la promozione di questo tipo di interventi, un percorso che è quello che vedete segnato nella cartina, che permette di andare a visitare tutti questi interventi, anche se comunque è presente una funzione idrologica e idraulica in alcuni siti. Effettivamente c'era un problema anche abbastanza serio di allagamenti, soprattutto nella zona del cimitero e in un'altra zona, adesso vi farò vedere, che interessava però fondamentalmente più che altro qualche abitazione, non cose grossissime, ma comunque presenti. E senza dilungarmi appunto nei diversi tipi di interventi,
volevo andare direttamente alle ultime, diciamo, notizie, perché ormai è partito il monitoraggio per vedere quanto funzionano effettivamente queste strutture che abbiamo fatto. Il monitoraggio interessa, e qui vediamo un'altra immagine di Piazza della Libertà, con bene in evidenza l'area drenante, scusate manca una N, il punto di ingresso dove è presente uno stramato e un misuratore di livello per calcolare i volumi, tutta l'area, diciamo, rain garden, giardino pluviale, e quello che non riesce a essere gestito da questo va a finire in un altro pozzetto dove viene misurato il volume e successivamente nella rete di drenaggio urbano. Un altro monitoraggio lo si sta facendo nella zona del parcheggio del cimitero, che è una zona questa un pochettino più problematica, perché in realtà, come vedete, l'area drenante non è soltanto quella del parcheggio, ma lì ci arriva acqua anche da più di 5 ettari a monte di terreni, dove quindi durante gli eventi piovosi più intensi arriva veramente tanta acqua e si allaga un'ampia zona. Comunque la sistemazione è stata fatta e abbiamo visto che insomma adesso comincia a funzionare. E un'altra zona di monitoraggio sempre dei volumi è sempre a Sant'Orso, la cosiddetta collina del Grumo, dove è stato fatto un canale di gronda inerbito che raccoglie tutta l'acqua, soprattutto che arriva, ecco, quello segnato in cerchio in blu era la zona che si allagava e le abitazioni che avevano i garage che andavano sott'acqua. E dicevo appunto questo canale che riceve l'acqua dalla collina, appunto, che c'è praticamente in basso nella figura, e poi quindi quello che non si riesce a infiltrare va a finire in delle aree di bioritenzione, un piccolo bacino che qui vedete nel dettaglio, che ha due possibilità di invaso, un primo e un secondo invaso, e quello che non riesce ad essere gestito da questo va a finire eventualmente nella rete di drenaggio urbana. Anche qui serie di pozzetti, di monitoraggi dei volumi, soprattutto come esempio, senza entrare un po' nel particolare, per esempio l'11 maggio scorso, quindi lo scorso anno, un evento di pioggia relativamente intenso, non tanto intenso, devo dire non ne abbiamo avuto nessuno di particolarmente intenso durante questo periodo di monitoraggio. Abbiamo installato un pluviografo proprio lì, Piazza della Libertà lì vicino, insomma, e quindi la registrazione della pioggia è proprio puntuale, e vedete anche l'acqua che entra nel pozzetto di raccolta che vi ho fatto vedere nell'immagine proprio di Piazza della Libertà, e dell'acqua che viene accumulata invece nel pozzetto di scarico, chiamiamo appunto l'outlet, e seguo un po', insomma, a seconda dei picchi, come diceva anche prima Camilla, gli eventi sempre quelli più brevi e intensi sono quelli che danno poi maggiori problemi di gestione, qui lo si vede anche proprio con dei numeri. Allora, sono stati fino adesso monitorati poco più di 50 eventi di pioggia, tutti diciamo non particolarmente, vi dicevo, intensi. Allora, come vi dicevo, il secondo bacino di detenzione del Grumo non si è mai attivato, aspettiamo qualche evento più intenso per vedere se succede, che vuol dire che comunque tutto il canale di gronda sta funzionando bene a intercettare l'acqua e la casa non si allaga. E comunque vedete che l'efficacia degli interventi fatti in Piazza della Libertà e quelli del cimitero, che dicevo è ancora più problematico, è maggiore del 90, anzi del 92%, il che vuol dire che praticamente quasi tutta l'acqua di pioggia viene intercettata da queste infrastrutture. Per quanto riguarda l'ultima parte che stiamo sviluppando e che si ricollega sempre a quanto ha fatto vedere Camilla, si sono provati a fare delle simulazioni di effetti se si cominciano a inserire per esempio dei serbatoi di accumulo, cioè ne sono già presenti pochissimi, se riuscissimo a metterne in più case
quelli da 300 litri più piccole, o anche in altre strutture, capannoni magari con dei serbatoi più grandi. Se riusciamo a inserire un po' di verde pensile, quindi di tetti verdi, si riescono a inserire maggiori pavimentazioni permeabili. E un quarto scenario in cui tutte queste tre soluzioni vengono inserite. È stato fatto quindi una ricerca di tutti i tetti possibili dove si potevano mettere eventualmente appunto tetti verdi, e anche di tutte le aree pavimentate a parcheggio dove mettere appunto quelle soluzioni alternative. Molto brevemente si vede che naturalmente, ecco, questo è un tempo con più precipitazioni con tempo di ritorno 2, 5 o 10 anni, naturalmente l'effetto progressivamente è maggiore, tanto più questi interventi si riescono a diffondere in tutto il territorio, stringendo insomma i risultati. Ecco, un tempo di ritorno 10 anni, Camilla diceva, non è granché, invece no, il tempo di ritorno 10 anni vuol dire una pioggia piuttosto intensa che spesso dà anche effetti non devastanti della grande alluvione tipo 2010, ma diciamo che crea decisamente molti problemi, e quindi vediamo che c'è una riduzione in genere del deflusso e quindi delle problematiche connesse che può essere anche superiore al 40%. Ecco, con questo io ho concluso, ho cercato di essere piuttosto veloce nei tempi, scusate che, ecco, ho chiuso la condivisione, non ancora. Grazie Lucia. Grazie Lucia, ricordo che per le domande bisogna alzare le manine, vedo già qualche manina alzata, ma le teniamo alla fine, dopo l'ultimo intervento. Adesso abbiamo il terzo intervento di Silvia Calatroni, dello studio associato di architettura SDARC di Milano, che ci parlerà di strategie e soluzioni per la rinaturalizzazione del territorio urbano, in considerazione di alcuni riferimenti fatti da Camilla su soluzioni diffuse nel territorio, sicuramente l'uso intelligente delle aree verdi, come anche il depaving, la depavimentazione di zone non più utili a livello urbano, possono essere delle tecniche molto interessanti. Silvia ha realizzato un piccolo manuale che di cui adesso ci parlerà. Silvia? Buongiorno, eccoci qua. Intanto mi vedete? Grazie. Grazie di questa opportunità per presentare la guida, che più che un manuale è più un piccolo quasi supporto veloce, proprio una piccola guida da sfogliare proprio assolutamente in maniera molto agevole, che riguarda appunto la depavimentazione. In realtà fa parte di un progetto, adesso provo a condividerlo e speriamo che vada tutto bene, di un progetto un pochino più ampio che è nato all'interno dello studio SDARC Trivelli Associati e vuole essere il primo di 3 guide, che le altre guide saranno: la prima il depaving, facciate verdi, e poi green roof. Adesso provo a condividere, finestra di applicazione, vediamo, lo vedete? Sì. Ok, allora, ecco, io vado avanti con la mia, non so se riesco, vabbè. Allora, come dicevo appunto, Make Your City Greener fa parte di un più complesso un progetto che prevede l'esplorazione di 3 temi, di 3 guide, e con nella loro declinazione sia tecnica che paesaggistica, orientato al miglioramento delle condizioni ambientali urbane con un approccio bottom up, cioè dal cittadino
alla città. Questa prima guida, The Paving Design Guide, ha l'obiettivo di suggerire gli strumenti essenziali per operare sullo spazio pubblico con interventi puntuali di rinaturalizzazione dei suoli urbani impermeabili attraverso soluzioni basate sulla Nature Based Solution e che possano rendere la città più resiliente e sostenibile. Adesso non so se riesco a condividere le altre. Le vedete? Ok. Le vedete? Allora, le pratiche di rigenerazione urbana devono dare un peso importante alla capacità rigenerative dei sistemi vegetali nei contesti urbani, anche con gli strumenti previsionali o progettuali. Alcune città si sono dotate di strumenti normativi di supporto alla pratica di soluzioni NBS e Milano, ad esempio, le inserisce nel PGT all'articolo 10 individuato nelle aree dove appunto si può intervenire e dove la sensibilità è maggiore, per cui già lo strumento urbanistico è una parte importante della progettazione, ma la guida appunto vuole essere una guida molto semplice, con un linguaggio immediato e una grafica chiara e vuole rivolgersi sia ai professionisti che alle pubbliche amministrazioni, ma anche ai semplici cittadini che desiderano applicare i principi del depaving. Il depaving o depavimentazione, più semplicemente detto, è un intervento di rimozione delle superfici impermeabili, che possono essere asfaltate o cementate, di dissodamento del suolo sottostante e di introduzione delle specie vegetali, che permette il ripristino delle funzioni di drenaggio del suolo, favorisce la biodiversità e apporta qualità ambientale, creando nuove aree di spazio pubblico vitale. I benefici prodotti dalla desigillazione dei suoli impermeabili e della loro rinaturalizzazione contribuiscono inoltre alle azioni di contrasto dei fenomeni delle isole di calore, che per la città di Milano è un fenomeno molto sentito. Adattare lo spazio urbano alle esigenze che cambiano e rendere le superfici osmotiche, tutte le superfici di Milano osmotica rispetto alle sollecitazioni ambientali, è un'azione che può essere, che è possibile anche in larghissime parti della città costruita. I luoghi urbani che possono essere oggetto di queste azioni sono i marciapiedi più ampi, le piazze spazialmente meno organizzate, i parcheggi collocati in spazi interstiziali, i nodi di interscambio e nel perimetro di alcuni parchi di futura formazione. Quindi abbiamo individuato 7 tipologie di aree urbane dove è possibile intervenire, dalla piazza al mercato, al parcheggio, appunto agli spazi interstiziali appunto che la città ne è piena di questi spazi e che dal singolo cittadino o da associazioni o comunque da amministrazioni più organizzate possono arrivare questi input per favorire queste azioni. Per ogni poi tipologia vengono date 10 soluzioni basate sui principi di NBS, cioè di Nature Based Solution. Gli obiettivi che la depavimentazione o comunque la rigenerazione dello suolo pubblico gli obiettivi sono quelli del miglioramento delle condizioni ambientali dello spazio urbano e che passano attraverso una necessaria riqualificazione del costruito, ma anche dalla rigenerazione dello spazio pubblico. Le NBS permettono di ottenere benefici e servizi ecosistemici influendo sul benessere delle persone, sul comfort termico e sulla riduzione dell'isola di calore urbana, sull'inquinamento dell'aria e porta ad una migliore gestione delle acque meteoriche nonché all'aumento di biodiversità.
Le soluzioni indicate possono essere attuate in modo più semplice direttamente dai cittadini oppure essere inseriti in progetti più complessi. Le soluzioni NBS sono rappresentate attraverso schede, ecco qui le diverse azioni di depavimentazione e di soluzioni NBS e per ogni azione NBS viene dedicata una scheda che ne descrivono appunto la tipologia, la funzione e i vantaggi ecosistemici che produce. Qui è un piccolo accenno a come da una città altamente impermeabile le azioni di NBS introdotte possono cambiare non solo il paesaggio, ma naturalmente tutto il comfort che ne deriva. E quindi appunto queste schede sono organizzate in questa maniera con una piccola descrizione, con l'inserimento appunto degli servizi ecosistemici che ne derivano e a complemento delle schede vengono indicati intanto i principali progetti realizzati nel mondo, che possono essere come riferimento, e alcune indicazioni vegetali in modo da rendere più immediate anche le scelte progettuali. L'attività di piantumazione spesso può coinvolgere gli utenti e i cittadini stessi anche in un processo partecipativo. Le varie schede appunto si susseguono con appunto pavimentazione drenante, cosa che già le relatrici precedenti hanno già accennato, e le loro non solo le cose che ottengono, ma anche appunto le piccole, un piccolo accenno sulla vegetazione che si può inserire. I rain garden che la professoressa Bortolini le ha già indicate e già ampiamente illustrate, ma appunto con un semplice approccio proprio molto anche molto banale, ed è questo un po' l'obiettivo di questa guida, quello che vuole essere che parta appunto dal cittadino con l'intenzione di sentirsi più parte e partecipe della trasformazione urbana e partecipe anche di rendersi anche più consapevole dello spazio che vive, e quindi anche di conseguenza l'idea di poterne renderlo più curato e anche più suo. Ecco. Vado avanti con le schede. I tutori anche durante, ecco, una parte che mi piace moltissimo è sulla parte della, di questi tutori delle piante. Sembra una banalità, ma è importante, soprattutto io la depavimentazione la penso sempre soprattutto nelle piazze che sono adibite settimanalmente ai mercati rionali. Spessissimo per questioni organizzative gestionali, queste piazze sono totalmente asfaltate, che naturalmente da un certo punto di vista sono facili da pulire, da organizzare per gli stalli che ne arrivano, ma restano per la maggior parte del tempo, cioè 6 giorni su 7, perché normalmente sono sempre settimanali i mercati, restano zone assolate e prive appunto di vegetazione, spesso appunto con problematiche di isole di calore, fomentano appunto queste isole di calore. La mia battaglia e che porto avanti è quella appunto di piantumare queste piazze e renderle appunto ombreggiate, perché poi si pensi che il resto della settimana possa essere utilizzabile, usufruibile dalla popolazione che vive nell'intorno.
e i tutori delle piante possono essere appunto quelli che permettono appunto il passaggio magari anche di mezzi pesanti, nello stesso tempo appunto con l'idea di salvaguardare l'apparato radicale e permettere nello stesso tempo un facile drenaggio. Quindi qua le esperienze che ci sono state in Europa, nel mondo, una parte importante ovviamente di seguito le alberature urbane, dove è stata fatta poi una scelta particolare delle alberature in ambito urbano, che ne parlerò le cose. Ecco, le bordure impollinatrici sono un altro elemento che permettono di incrementare la biodiversità in città e nonché un enorme apporto estetico alla parte urbana, e che si possono appunto, siccome normalmente sono elementi lineari, possono essere messi a fianco appunto a questi ai parcheggi, portando proprio molto anche di biodiversità e molto più fruibilità. E poi naturalmente tutta la parte di inserimento di spazi verdi in qualunque posto dove si possa, proprio per aumentare il benessere nella città, dal piccolo giardino o comunque dalla piccola area verde fino al pocket garden, che sono piccoli oasi di ombra, ma che possono aumentare le passeggiate nel verde, per cui quando una persona si trova con un piccolo angolo verde, magari è molto più propenso a attraversare lo spazio in bicicletta piuttosto che a piedi, piuttosto che invece appunto in macchina, ed è l'obiettivo principale, quello di tendere a far sì che il cittadino utilizzi il proprio spazio soprattutto con attraversandolo, il proprio spazio urbano, attraversandolo con mezzi propri, cioè con la bicicletta piuttosto che a piedi. Si è molto parlato in questo periodo di pandemia della città di 15 minuti, ebbene questo fa parte di tutto questo lavoro o comunque progetto di rendere l'intorno della propria abitazione, dove si possono trovare tutti i servizi a 15 minuti a piedi, e questo fa sì che la città debba per forza essere riqualificata e lo spazio pubblico deve essere riqualificato, e attraverso anche azioni molto piccole, ma che diventi poi alla fine permetta di far sì che le grandi infrastrutture verdi diventano poi attraverso anche quei piccoli interventi rendano la città appunto osmotica. La scelta delle specie, la guida appunto si conclude con una proposta di piante adatte per ogni tipo di soluzione NBS e con una selezione di alberi più idonei a vivere nelle città, la loro predisposizione a rimuovere gli inquinanti atmosferici e a interferire in modo positivo con gli elementi del clima. La scelta delle specie vegetali, degli alberi, degli arbusti, delle graminacee, delle perenni e quant'altro in questa guida è stata improntata da specifiche funzioni di quanto ogni pianta determina sugli effetti termici dell'area, le scelte sono state seguendo criteri di alta resistenza alla siccità, all'usura data dal calpestio, all'apporto di biodiversità, alla capacità di filtrare gli inquinanti.
Un discorso particolare per i criteri di scelta delle specie arboree, selezionati non solo per le loro caratteristiche morfologiche e del ruolo che ricoprono nello spazio urbano, ma anche dal loro fondamentale apporto di raffrescamento, capace di diminuire gli effetti derivati dai fenomeni dell'isola di calore e quindi di aumentare il comfort termico dell'area e di sottrarre dall'ambiente circostante alcuni inquinanti come il PM10 piuttosto che il CO2. In fondo alla guida c'è un'ampia bibliografia che permette di individuare i più importanti riferimenti relativi ai progetti di depaving e quindi e anche su tutti gli studi di NBS, a parte quelli attualmente ultimi di Camilla e della professoressa Bortolini. Silvia, grazie. Ecco, Grazie. adesso mi tolgo. Ok. Allora, adesso dalle zone urbane passiamo alle zone rurali con Giustino Mezzalira, che ci dirà come ripensare all'uso dell'acqua in zona rurale. Grazie Giustino. Sì, buonasera a tutti di nuovo, anch'io condivido il mio schermo. Eccomi qua. Chiedo alla regia, tutto a posto? Si vede bene? Sì, sì, tutto bene. Avvio il mio timer in modo da rispettare, come gli altri bravissimi relatori, i tempi che abbiamo a disposizione e lasciare un po' di spazio anche per gli interventi. Bene, il tema del seminario di questa sera è ampio perché abbiamo visto che ci stiamo incontrando su strategie per aumentare i valori ecosistemici sia dei sistemi urbani che dei sistemi rurali. Le prime 3 relazioni si sono incentrate soprattutto, anche se abbiamo visto il progetto Beware ha una parte rurale e sono concentrate soprattutto sui sistemi urbani. Io invece adesso metterò soprattutto il naso in mezzo ai nostri campi. Ecco. E come avete visto dal mio titolo, il mio tema sostanzialmente è quello di ripensare il rapporto che c'è tra l'acqua e l'agricoltura. Va da sé che la nostra attività, attraverso le sue multiformi forme di impatto sul territorio, imprime sul territorio una profonda impronta e tutto questo ha grandi effetti sulle risorse idriche, perché abbiamo il degrado diffuso degli habitat fluviali, sappiamo che abbiamo una direttiva europea ad hoc per cercare di migliorare la qualità dei nostri fiumi, ma oltre che un impatto sull'ecosistema nel suo complesso abbiamo un degrado della qualità delle acque, una perdita sistematica dei livelli di falda e quindi abbassamento delle falde e tutto ciò condito con un aumento del rischio idraulico. Come vedete ho evidenziato questo punto perché sapendo che Lucia Bortolini parlava prima di me e che parlava del progetto Beware, ho detto questa cosa la lascio già a Lucia e anche nelle altre relazioni abbiamo visto quanto sia stato enfatizzato il tema di come noi possiamo mitigare in modo diffuso l'impatto della nostra attività in termini di rischio idraulico. Quindi sostanzialmente quello che ci siamo detti questa sera è: esiste un'alternativa al pensiero unico delle casse di espansione, che sono sostanzialmente delle grandi varici idrauliche dove metto milioni di metri cubi quando non ci stanno più nel fiume. Abbiamo visto che possiamo pensare al territorio come una grande spugna diffusa, e non so se qualcuno l'ha notato, ma glielo faccio notare, se nessuno l'ha visto, quel life che tutti pronunciamo con un buon inglese come Beware, se lo leggete come sta scritto viene fuori la parola in dialetto veneto bevare, ed è proprio il concetto del territorio spugna, cioè un territorio che l'acqua se la beve e magari la mette via anche per quando serve. Ecco. Scusa, sì? Scusa Giustino, sei fermo alla prima slide e non è modalità di presentazione, giusto? Io sto vedendo la slide e non so cosa stia succedendo alla presentazione. È La mia sta andando bloccata. avanti. Cosa sta succedendo? Se faccio così si muove qualcosa? No, è ferma alla prima slide. Io ho un normalissimo PowerPoint, sto facendo scorrere il PowerPoint e lo vedo molto ben condiviso sul mio schermo. Purtroppo prova ad uscire dalla condivisione dello schermo e rientrare, Giustino. Oh,
Allora vuol dire che c'è qualcosa che non va di grosso. Adesso sì. Scusa, proviamo a rifare. Lo vedete? Aspettate un attimo perché sto facendo qualche sciocchezza. Allora vediamo un attimo se torno sul mio... allora, il mio schermo è questo. Lo vedete? Sì. Sì. Lo vedete? Ok, allora se lo lascio così lo state vedendo, invece se mettevo con l'animazione non vedete più. Allora torno alla prima slide, questa l'avete vista? Sì. Ok, allora lo lascio così perché ho visto che se lo metto a schermo intero non vedete più la mia presentazione. Questo non è lo schermo intero di PowerPoint, però penso possiate vedere le cose lo stesso. Bene, quindi stavo dicendo che in vario modo la nostra attività impatta sulle risorse idriche. Stavo facendo un elenco, stavo dicendo che l'aumento del rischio idraulico non lo tratto questa sera perché è già stato trattato ampiamente dalle relazioni precedenti. Io invece adesso mi focalizzo sulla responsabilità che ha l'agricoltura per quanto riguarda tutto questo, perché abbiamo parlato molto di sistemi urbani, ma adesso parliamo soprattutto di sistemi rurali. Bene. Allora, negli ultimi anni nella nostra regione c'è stata molta ricerca, io fra l'altro questa sera ho il cappello della Vigna, anche perché sono tra gli ospitanti, ma la mia attività si svolge soprattutto all'interno di Veneto Agricoltura e vi parlo quindi in estrema sintesi di alcuni progetti che hanno dato delle risposte molto interessanti a quei problemi che vi ho elencato brevemente prima. Quello che mi piace sottolineare è che stiamo passando da un concetto dove si parlava di acqua per l'agricoltura e di tutto il grande lavoro dei consorzi di bonifica e irrigazione per portare l'acqua nei campi a agricoltura per l'acqua. Quindi i servizi che l'agricoltura può fare per avere più acqua, minor rischio, acqua di miglior qualità, habitat acquatici di miglior qualità. E vi illustrerò brevemente alcune esperienze che abbiamo fatto nel Veneto negli ultimi 15 anni, parlandovi di 2 progetti LIFE e di un progetto, oggi si chiamerebbero Horizon, erano i vecchi Framework Program, l'FP4, con il progetto Nicolas. Per quanto riguarda il primo tema, quello del degrado degli ecosistemi acquatici, negli ultimi anni, anche nella nostra regione, è arrivato il vento della riqualificazione fluviale. Qui ho riportato il breve testo, che leggo, in modo che tutti poi ce l'abbiano ben presente, di che cos'è si intende a livello internazionale per riqualificare i fiumi. La riqualificazione fluviale è l'insieme integrato e sinergico di azioni e tecniche di tipo anche molto diverso, quello giuridico, amministrativo, finanziario, quello strutturale, volte a portare un corso d'acqua con il territorio adesso più strettamente connesso, quello che chiamiamo il sistema fluviale, in uno stato più naturale possibile, capace di espletare le sue caratteristiche, funzioni ecosistemiche, geomorfologiche, fisico-chimiche e biologiche, e dotato di maggior valore ambientale, cercando di soddisfare nel contempo anche gli obiettivi socio-economici. Ecco, quindi vedete che è un concetto amplissimo che poi magari si fatica un po' a declinare nella pratica. Allora è interessante vedere poi come questi ampi concetti possano essere declinati nella pratica. E qui, un po' come ha fatto Silvia Calatroni, illustrandoci un suo manuale, un pocket guide per il depaving, mi piace presentare l'azione che proprio, fra l'altro, grazie alla collaborazione con AMBI, qui rappresentato questa sera dal suo direttore e non solo, abbiamo portato avanti negli ultimi 10 anni. Qui vedete l'immagine di un manuale che potete scaricare tutti dal nostro sito, dal sito di Veneto Agricoltura, manuale per la gestione ambientale dei corsi d'acqua, e poi per dare concreta attuazione a questo manuale ogni 2 anni ospitiamo delle giornate tecniche in campo dove mostriamo il meglio della tecnica, il meglio delle macchine, perché necessariamente dobbiamo usare meccanizzazione per poter andare incontro a questo nuovo concetto che passa sostanzialmente dall'immagine che vedete in alto di un canale tradizionale, se vogliamo, a un canale che ha acquistato molte delle funzioni che chiamiamo di riqualificazione fluviale. Quindi anche qui, se volete approfondire, c'è ampia documentazione. Fra l'altro proprio a breve, in occasione del festival organizzato da AMBI Terre Evolute, presenteremo la seconda edizione dopo 10 anni di questo manuale, mostrando come è stato ampiamente applicato nella regione Veneto.
Un'applicazione concreta di quanto è contenuto in questo manuale è stata attuata attraverso il progetto Life Risorgive, che ha interessato un'area, il comune di Bersandino, nella fascia delle risorgive del comune di Vicenza, e che ha mostrato come questi habitat pregevolissimi presenti in campagna, spesso però impattati in modo molto pesante dall'attività agricola, possono essere fatti rinascere con interventi quindi proprio di riqualificazione ambientale, di rinaturalizzazione, reinvestendo molto per esempio anche sulla riportando flora anche nemorale, non solo arbustiva e arborea lungo i nostri corsi d'acqua. Progetto che si è appena concluso e che ha avuto un ampio successo. Il secondo tema, accennavo brevemente, di questo nuovo paradigma, di questo nuovo rapporto tra agricoltura e acqua, è quello del miglioramento qualitativo delle acque. Le nostre acque purtroppo sono state molto degradate, soprattutto negli ultimi 60-70 anni, con lo sviluppo industriale, con l'agricoltura industrializzata, e molti sono oggi gli impatti che ancora pesano sulla qualità delle nostre acque. Uno di questi impatti proviene dall'agricoltura, ma l'agricoltura può fare molte cose per cercare di ridurre il suo impatto, l'impatto diretto dell'attività agricola. Può ottimizzare le tecniche agronomiche, può ridurre l'impatto dei reflui zootecnici con tanti sistemi di valorizzazione, per esempio quelli che passano attraverso la filiera del biogas e biometano, o può andare a realizzare dei sistemi tampone. Ecco, proprio su questo tema, sulle fasce tampone, su queste bande di vegetazione forestale che bordano i corsi d'acqua e che è stato dimostrato hanno un impatto molto positivo sulla qualità delle acque, sono stati fatti alcuni importanti progetti, il più importante dei quali ha avuto luogo in una delle aziende pilota e dimostrative proprio di Veneto Agricoltura, in comune di Mogliano Veneto. Grazie al progetto europeo Nicolas è stata realizzata quella che vedete nelle immagini sotto, un'area filtro di 30 ettari di superficie, dove una parte dell'acqua del fiume Zero, che sta fluendo verso la laguna di Venezia, viene portata fuori e viene migliorato grazie all'effetto tampone. Anche sul progetto Nicolas esiste ampia documentazione, quindi vi rimando, entrate attraverso il vostro browser e cercate Nicolas Project e troverete amplissima documentazione relativa a questo. Comunque il tema è l'azienda agricola, il territorio agricolo può ospitare dei sistemi tampone che sono in grado di togliere dalle acque parte di ciò che impropriamente vi abbiamo apportato, sia come sistemi urbani che come sistemi agricoli. Ecco, e terza tipologia di intervento progettuale che ha avuto concreta realizzazione nel nostro territorio è quello del riequilibrio invece delle falde. I motivi per cui le nostre falde sono in drammatico abbassamento sono multipli, vanno dall'impatto dell'urbanizzazione che sottrae superficie utile per l'infiltrazione, alla modifica dell'uso del suolo, alla modifica anche dei sistemi irrigui. Per esempio i sistemi pluvirrigui in alta pianura sono molto razionali, ma tolgono acqua utile per la ricarica delle falde. Infine all'abbassamento degli alvei dei fiumi, scavati soprattutto negli anni 60 e 70, o al cambiamento climatico che fa piovere in un modo molto diverso dal passato. Tutto ciò complotta sostanzialmente verso una perdita di trasporto efficace di acqua, di infiltrazione efficace. E anche qui l'agricoltura può agire su molti fronti, di nuovo può usare colture meno esigenti, modificare le tecniche agronomiche, modificare le tecniche irrigue, o può andare addirittura a realizzare dei sistemi artificiali di ricarica. Ed è di questo che si sono occupati molti progetti che hanno preso spunto dall'idea delle aree forestali di infiltrazione, che sono un sistema innovativo di ricarica degli acquiferi particolarmente adatto alle aree di alta pianura. Ecco, le AFI, le aree forestali di infiltrazione, possono essere realizzate su un normalissimo terreno agricolo. Qui vi faccio vedere solo alcune immagini relative all'area dove ha operato un importante progetto coordinato dalla provincia di Vicenza, il progetto Life Aquor. Anche di questo online è presente ricchissima documentazione, ed è stato dimostrato che queste aree in superfici molto molto limitate, qui fra l'altro vediamo le fasi di realizzazione di una di queste AFI, piace sottolineare che sono delle modifiche
temporanee e irreversibili del territorio. Nel momento in cui decidessimo di ritornare al precedente uso agricolo, lo potremmo fare tranquillamente. Ecco, mi piace mostrarvi queste cifre, che sono cifre veramente importanti, che mostrano come un ettaro di area forestale di infiltrazione, se realizzato dove i terreni hanno un'elevata permeabilità espressa dal fattore K, almeno un 10 alla meno 4 metri al secondo, quindi terreni, diciamo, dell'impasto ghiaiosi, o meglio, se proprio ghiaiosi o sabbiosi. Ecco, facendo funzionare queste aree, fra l'altro non tutto l'anno, ma solo nel periodo in cui l'agricoltura non sta chiedendo acqua, che nel periodo irriguo, praticamente ogni goccia d'acqua che sottraiamo ai fiumi la dobbiamo ottimizzare per l'irrigazione. Ma fuori dal periodo irriguo, sostanzialmente da settembre a metà maggio, noi abbiamo almeno 200 giorni utili dove le afi possono funzionare, e questi numeri vi dicono quanto sia grande l'impatto delle aree forestali di infiltrazione, perché in un'area di un ettaro, quindi immaginate 100 metri per 100 metri, si possono, dalle misurazioni che sono state fatte, abbondantemente infiltrare oltre 5.000 metri cubi di acqua al giorno. Quindi un'afi di un ettaro infiltra circa 1 milione di metri cubi di acqua. Quest'acqua viene trasferita sostanzialmente dai sistemi irrigui superficiali al sottosuolo e, se realizzata in alta pianura, va poi ad alimentare il sistema delle risorgive, con ciò dando continuità a questi straordinari ecosistemi. Ecco, ho voluto portarvi in questi 15 minuti sostanzialmente alcuni esempi, li ho estremamente semplificati, ognuno avrebbe bisogno di molto più tempo. Vi ho anche rimandato però, attraverso il nome dei progetti, all'ampia bibliografia che vi potrà dare molte più informazioni nel caso voleste approfondire questi argomenti. Grazie a voi per la vostra attenzione. Alessandro, sei tu che hai il microfono disattivato? Scusate, pensavo avevo cliccato ma non abbastanza. Grazie per queste splendide relazioni. Abbiamo rispettato perfettamente i tempi, quindi possiamo accogliere qualche domanda. Io vedo una mano alzato, Giovanni Carniello, ancora dall'inizio, e il nostro presidente Fabrizio Stelluto. Mauro, dai tu parola. Sì, Carniello, se vuole, può attivare il microfono e fare la domanda, se ha una domanda. Io mi scuso, non ho alzato la mano, involontariamente, non lo so, perché sono arrivato anche un po' in ritardo, mi scuso di questo. Comunque intervengo per complimentarmi con il presidente Stelluto, con l'Argab e con i relatori, e in modo particolare con Camilla Venturini per la sua esposizione così lineare, stupenda. Una domanda a Lucia Bortolini. Ecco. Ha parlato di ecologico. Ecco, il suo ecologico comprende anche il bio, la natura nella sua globalità, o è solo un ecologico alla vecchia maniera? Ecco perché noi usiamo ecologico 4.1 per indicare l'aspetto tecnico, economico, poi ambientale, sociale, esistenziale, etico, metaetico, indicizzato, che l'algoritmo della grande filiera metaetica, ormai già diffuso in tutto il mondo e applicato in tutto il mondo, e dal quale algoritmo deriva anche la nuova certificazione non indiretta ma innovativa della sostenibilità universale, integrata e interconnessa metaetica. Sono grandi parole, francamente mi lascio un po' basita. Non sono parole. Non dovevo arrivare a tanto a cosa. Adesso io non mi ricordo quando ho parlato e citato dell'ecologico, e no, mi scuso perché sì, per me era riguardo che cosa che ho detto ecologico. All'inizio, quando lei parlava dell'aspetto ecologico che ha preso in considerazione, comunque volevo precisare che queste non sono solo parole, ma pubblicazioni. Ci credo. Allora, io in tutte le lingue. No, non metto in dubbio. Allora,
Io ho presentato questi progetti che sono ampiamente stati descritti prima e dopo la mia relazione, in quello che sono nella loro essenza, e si tratta di interventi. Io ho parlato sostenibile, non so, può darsi le cose, però io uso più il discorso del sostenibile per l'ambiente, nel senso che andiamo a cambiare quella che è l'idea di base. È un concetto limitato e limitante, il sostenibile solo per l'ambiente, soprattutto in questi momenti, e l'economico dove lo mette? L'esistenziale, l'etico? Sì, allora, siccome io non vorrei dire, io non sono un economista e mi occupo soprattutto mi sono preoccupata soprattutto di evitare interventi che economicamente sicuramente hanno dei costi piuttosto pesanti e che quindi di più difficile realizzazione, come ne ha detto proprio all'inizio, anche parlava Alessandro Bedin. Più di questi interventi, le grandi casse di laminazione eccetera, mi è sembrato, quando appunto 15 forse più anni fa ho visto questa tipologia diversa di interpretare una modalità di gestire dei flussi di pioggia che non fosse quella di pensare di fare grandi invasi, grandi reti tubate eccetera, ma semplicemente, come poi anche tra l'altro Silvia Calatroni citava, gli interventi possono essere fatti piccoli dai singoli cittadini, piccoli e diffusi nel territorio, per cui economicamente sono sicuramente sostenibili, riparto a questo concetto. E quindi la sostenibilità è sicuramente di tipo agronomico. Dopodiché c'è anche un discorso di accrescimento della biodiversità, sia questa vegetale che anche animale, diciamo, quindi soprattutto insetti e quant'altro, lì dove si introducono elementi vegetali dove prima non c'erano, quindi sicuramente l'impatto è positivo. Ho parlato anche di servizi ecosistemici, perché e anche quelli sono stati illustrati da altri, io non ne ho parlato nella fattispecie, perché c'è la produzione dell'ossigeno legata alle piante, c'è il sequestro della CO2, quindi anche altri. Io personalmente mi sono più preoccupata di studiare, come dicevo, noi facciamo anche sperimentazione, della capacità di far infiltrare l'acqua invece di farla andare dentro i tombini, andando proprio sul succo della cosa. Quindi una sostenibilità limitata e limitante, non con un progetto di sostenibilità integrale, interconnessa, metaetica, eccetera, eccetera, eccetera. Era questo un po' quello che volevo un po' sottolineare, ecco, oltre che porre come domanda. Comunque complimenti, la ringrazio molto. Grazie a lei. Io vedo la mano alzata di Fabrizio Stelluto, ma non lo vedo. Non so se... Io ci sono. Ah, ok, bene. Sentite? Sì. Sì, allora volevo chiedere, siccome professionalmente di lavori analoghi mi è capitato di vederne, volevo chiedere innanzitutto a Camilla Venturini quale sarà il destino di quel bel lavoro che ha fatto sulla Roggia di Oma. Così come più o meno la stessa domanda vorrei fare anche alla docente universitaria per quanto riguarda gli interventi di Sant'Orso, perché nell'esposizione non sono mai apparsi né il consorzio di bonifica locale e neanche l'amministrazione comunale. Immagino che comunque siano coinvolti in un progetto simile o comunque lo saranno. E la terza domanda è per l'esperta milanese, perché non sono riuscito a vedere dal mio schermo, probabilmente troppo piccolo, in quali realtà sia già stata applicata la depavimentazione, che mi pare estremamente affascinante come prospettiva. Grazie. Andiamo in ordine. No, per ora, cioè, il mio progetto io credo che abbia un'applicabilità, nel senso che si plasma abbastanza al territorio in cui si inserisce, non è un progetto che trasformo alla realtà urbana in cui intervengo.
e per ora è un progetto di tesi. Però sì, diciamo che è abbastanza, cioè è stato sviluppato in un'ottica di realizzabilità. Ecco, ma c'è una prospettiva di presentarlo ad esempio al Consorzio di Bonifica Locale che sulla Roggia di Oma aveva già negli anni scorsi operato ripetutamente? Io la disponibilità ce l'ho, non mi sono attivata in questo senso, però sì. Ok. Grazie. Personalmente con Mauro vedremo di attivarci perché insomma, almeno parlarsi mi pare d'uopo. Vado io? Sì. Allora, per quanto riguarda ciò che ho fatto vedere a Sant'Orso, appunto i tempi sono un po' limitati sempre, però è chiaro che l'intervento è fatto, allora il progetto come capofila al Comune di Sant'Orso. Okay. Quindi il Comune di Sant'Orso ci ha messo anche dei soldi suoi per fare questi interventi, ci ha messo il suo lavoro. Il progetto del Giavenale è fatto con il consorzio di bonifica, quindi ci sono il coinvolgimento di tutte queste figure. Io non sono andata nello specifico, se no prendevo troppo tempo, quindi sicuramente queste sono delle applicazioni. Il progetto nasce ma non viene accettato, come sa Giustino Mezzalira, perché ci sono dentro anche loro, c'è anche Veneto Agricoltura che ha partecipato alla realizzazione per esempio del bacino della località Giavenale. Nasce con l'idea di fare questi interventi, ma non siamo riusciti a farcelo finanziare, ci siamo riusciti a farlo finanziare nel terzo tentativo, quando abbiamo detto beh, facciamo un progetto più che altro divulgativo. Però l'idea era quella di cominciare, appunto, speriamo che quello riesca, di inserire il più possibile queste strutture, che qualcosa ne abbiamo fatto. Tra l'altro sa bene Alessandro Bedin che probabilmente in prossimi incontri farà vedere quanto il comune di San Donà di Piave sta facendo, sempre con diciamo un ex mio allievo che quando ha imparato che è responsabile del verde, del servizio di giardineria del comune di San Donà, quando ha imparato quanto semplice, economico sono questi interventi e possono risolvere situazioni perlomeno locali di alluvioni, di allagamenti, e quindi è così semplice, ecco, che li stanno inserendo. Altre cose sono già state fatte, per esempio a Padova, e speriamo di farne ancora, cioè noi siamo ormai, io perlomeno nella fase operativa di studio, no, sappiamo che funzionano. Vi dicevo, noi facciamo sperimentazione da 10 anni e abbiamo anche idea sui dimensionamenti, quindi che dimensioni devono avere queste strutture per gestire il deflusso di pioggia. Se è sufficiente la risposta. Sì, grazie, grazie. Ok, buongiorno, intervengo io allora. Dunque, innanzitutto la guida, mi è piaciuta la domanda perché lo dico sempre, perché abbiamo fatto questa guida? La guida è stata diciamo, uno studio che viene un po' da quello che succede a Milano. Milano ha attivato da alcuni anni Piazze Aperte, il progetto Piazze Aperte, che è un progetto dove vengono coinvolte tutte le associazioni di quartiere Milano è divisa appunto in quartieri, in zone, no? in super zone, e vengono coinvolte le cose per un primo approccio di riqualificazione di alcuni spazi veramente piccoli attraverso
la sistemazione di pitturazione a terra di questi spazi, cioè sostanzialmente il progetto prevede semplicemente che le associazioni di quartiere si attivino per far sì che spazi che sono attualmente congestionati da parcheggi o da una viabilità che non lascia transito alle persone o comunque mette in difficoltà un transito sicuro, fa sì che il progetto viene reinterpretato la superficie carrabile attraverso una colorazione a pavimentazione che trasforma la carrabilità e amplifica, tirando via appunto le macchine in quello spazio lì, le macchine di sosta, gli spazi di sosta, e amplifica le parti invece pedonali a utilizzo della cittadinanza. Questo è avvenuto con un enorme successo ed è un progetto che parte dal 2018 che ha visto coinvolte diverse città, diverse piazze della città di Milano. Dopodiché, assieme a questa iniziativa, che naturalmente non è originale ma arriva dall'America, la guida nasce anche dall'esigenza anche di portare alla portata di tutti quello che nell'articolo 10 del PGT di Milano, che è uno strumento enorme, ma non di vincoli, ma anzi di possibilità che la città può fare per rendersi più vivibile, per rendersi più abitabile, per rendersi più confortevole, con i grossi enormi problemi di isole di calore che abbiamo. Noi abbiamo quel problema, abbiamo anche il problema di allagamenti, ma forse è più importante da parte dell'aumento della temperatura in diverse parti della città, che mettono a rischio la salute dei cittadini, soprattutto nelle fasce più deboli. Lo strumento del PGT all'articolo 10 dà tantissime possibilità di mettere in atto delle azioni che possono essere fatte individualmente dal cittadino, e questo fa sì, è proprio la nuova politica, io non sono partitica le cose, è la nuova politica forse di questa nuova parte della politica milanese, di rendere consapevole il cittadino dei pericoli ma anche delle possibilità che ha per abitare a Milano. Questo al fine poi utile di avere una riappropriazione del territorio, di rendersi consapevoli ma attuatore dall'inizio del proprio territorio dove si abita. Questo ha fatto sì che i grossi progetti non è che esistono e come sono individuati di nuovo nel PRG, quello senz'altro, ma si è fatto proprio un cambio proprio di visione, non partire dall'altro con dei sistemi territoriali, dei progetti territoriali urbanistici calati dall'altro, ma che fosse venga messa a partecipe la cittadinanza, e quindi quello che dicevo all'inizio, con un sistema bottom up, cioè dal cittadino alla città.
Poi, per tornare alla sua primissima domanda, il depaving nasce anche questo dall'America. Non sono una filoamericana, ma di fatto i problemi americani in maniera assurda ce li siamo portati qui noi, e ovviamente avendo gli americani visto per primi queste problematiche delle isole di calore, degli allagamenti, delle cose, si sono attivati per prima. Il depaving nasce grazie a un'associazione di liberi cittadini, di singoli cittadini a Portland, nell'Oregon, che appunto si è riunita e ha detto: qui ci sono un sacco di spazi cementificati, asfaltati, inutilizzati o sottoutilizzati, che fa parte però del nostro fuori casa. Cioè fuori casa noi abbiamo un panorama drammatico di parcheggi e di situazioni comunque impermeabili, e sono spazi che potrebbero essere nostri, perché sono nostri, perché lo spazio pubblico, lo spazio urbano e lo spazio pubblico è di tutti i cittadini, e da lì è nata l'idea appunto di depavimentare, cioè proprio di prendere semplicemente dei pezzi di asfalto, di sollevarli e di piantumare, rigenerare la terra sottostante e di piantumare grazie all'azione dei singoli cittadini. Questo ha fatto sì di generare poi, come succede in America, proprio una corrente che poi si è sviluppata anche in altre situazioni, come guerriglia gardening, che è diffusa soprattutto, nata in Francia ma poi diffusa poi in tutta Europa, e situazioni di questo genere. La guida, finisco, nasce con l'idea di aiutare a transitare da questo progetto di piazze aperte, cioè di semplicemente ripitturazione dello spazio pubblico, quindi attraverso appunto una nuova configurazione dello spazio pubblico, eliminando le macchine dalla strada e riappropriandosi attraverso soltanto la colorazione dell'asfalto, il passaggio invece di depavimentare quello spazio. Una volta che si è ottenuto e si è riappropriato quello spazio, quelli davanti alle scuole, i parcheggi, le piazze utilizzate per i mercati settimanali, che soltanto una volta alla settimana vengono utilizzati, per il resto sono degli spiazzi di calore e basta. Era appunto la guida nasce appunto per dire: ok, questo è il nostro spazio riappropriato, come possiamo renderlo più vivibile, più attrattivo attraverso il verde, quindi più confortevole, utilizzando e facendo sì che anche il comfort termico e quindi tutto il resto di conseguenza delle infrastrutture verdi ne beneficiasse. E questo è quindi diventata la guida. Grazie. Se posso aggiungere una cosa, perché ha detto tante cose, ma non ha detto una cosa che aveva chiesto, secondo me, Fabrizio Stelluto. Le foto che erano riportate, ho riconosciuto nelle foto che è riportata nella guida, i lavori della Wagon Landscaping, che è uno studio di progettazione francese, vagone, è scritto così, e dove si trovano appunto tutti questi progetti che loro stanno portando avanti, mentre non mi riservo appunto che ne siano stati fatti in Italia, o perlomeno in questa modalità così particolare, ecco. Quindi se qualcuno vuole andare a vedere come stanno lavorando da altre parti, uno sicuramente degli studi di progettazione più avanti su questo, credo di non sbagliare, penso che la Calatroni mi dia ragione, è proprio questo Wagon Landscaping.
parigino. Grazie Lucia, grazie Silvia, che ha un po' sconfinato sul urbanismo tattico e patti di collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura dei beni comuni urbani, che sarebbe un altro tema molto interessante. Grazie. Aveva alzato la mano Davide Primucci, a quale darei la parola, e poi c'è Marina Meneguzzi. Scusate, solo un piccolo accenno. Come ripeto, alla fine della guida, che potete scaricare richiedendola come ha fatto Alessandro, c'è tutta la bibliografia e i siti web da cui sono state prese le immagini, per cui potete ritrovare tutti i progetti che sono stati citati. Non solo Wagon, ma Coloco anche, è un altro studio di progettazione molto spinto da questo punto di vista. In Francia sono molto avanti da questo punto di vista. Grazie. Davide, ci sei? Sì. Eccolo. Mi sentite? Sì, fai pure. Sì, ok. Sì. No, niente, io volevo solo, mi ha fatto piacere l'intervento di prima di Fabrizio, se non sbaglio, Stelluto, che faceva un cenno ha fatto un'ottima domanda in realtà, perché spesso poi, diciamo, i lavori di tesi possono essere molto interessanti, ma poi molte volte diciamo che non hanno un riscontro. Invece io credo che appunto il lavoro di tesi di Camilla abbia un riscontro pratico veramente forte. Peraltro, non so se l'avevo accennato prima, però ci farà piacere a noi come laboratorio spazi rurali e boschi urbani presentarlo completamente, perché è tutta una parte che oggi è stata tralasciata per motivi di tempo, ma che prevede tutta una serie di interventi nell'area a nord della zona industriale, quindi in ambito più rurale, e quindi tutta l'area, per capirci, del bosco di Carpaneda, per chi conosce la zona, e quindi l'area, diciamo, a nord della zona industriale, da dove peraltro passa poi la Roggia di Roma, e quindi quello magari è un lavoro anche da approfondire in futuro. Sicuramente credo che da parte nostra, anche come laboratorio, ci farebbe piacere se diciamo, si potesse attivare una sorta di, come dire, incontro, quantomeno all'inizio, per presentare questa proposta, questo progetto che ha fatto Camilla, e sicuramente si potrebbe anche fare un ragionamento, se siamo d'accordo, poi fare un incontro magari anche con il Comune di Vicenza, al quale purtroppo non c'è stato modo di presentare questo lavoro, però avevamo invitato qualche mese fa l'assessore alle infrastrutture e al verde, diciamo, a esporsi un po' su questo tema, perché crediamo appunto che comunque non sia un banale esercizio universitario, ma sia veramente qualcosa che possa avere un riscontro concreto, per cui perfetto se si riuscisse a mettere in contatto anche con Ambi, eccetera. Noi siamo molto contenti per Camilla e anche per un po' quel territorio che come laboratorio stiamo cercando di valorizzare da tempo, ecco. Grazie. Grazie a voi. Allora, non vedo altre, se c'è qualcun altro che vuole fare qualche domanda, altrimenti... C'era Marina prima che aveva chiesto la Ma parola. Marina ha già avuto risposta indirettamente, ha già avuto risposta. Bene, se non ci sono altre domande, come accennavo all'inizio, noi speriamo di rivedere Camilla in presenza alla Biblioteca La Vigna per approfondire un po' la sua tesi, ma anche per gli altri. Speriamo avere altre occasioni con Lucia Bortolini, con Silvia, con Giustino, senz'altro. Ecco, per approfondire questi temi che sono molto interessanti e dei quali abbiamo anche dei riscontri concreti nel territorio, quindi vorremmo andare a toccare con mano e vedere alcune realizzazioni, come accennava prima Lucia, a San Donat di Piave in particolare, dove è un collega che ha fatto più di qualche intervento, e quindi speriamo di rivederci. Ringrazio tutti i partecipanti, ovviamente Camilla, Lucia, Silvia e Giustino, Argav, la Biblioteca Internazionale La Vigna, il Laboratorio Spazi Rurali e Boschi Urbani e la Delegazione Pubblici Giardini.
Grazie a tutti. E Fabrizio, vuoi tu concludere la serata? Sì, concludo solamente ringraziando tutti, impegnandomi personalmente, ma credo che Mauro Poletto sia sulla stessa linea, siccome per chi non ci conosce lavoriamo nella comunicazione dei consorzi di bonifica, ci impegneremo a far sì che insomma, questa joint venture possa nascere, perché mi pare veramente mi paiono lavori fatti estremamente bene e interessanti, ed è veramente un peccato talvolta, come capita spesso purtroppo nel nostro paese, non parlarsi fra progettazioni che sono contigue. Mi impegno personalmente a cercare di farlo. Credo che anche Mauro sarà d'accordo. Comunque ringrazio anche Mauro Poletto, perché là in sala regia è merito suo se riusciamo a parlare tutti quanti. Grazie e buona serata per quello che riguarda Argav. Grazie a tutti. Ciao. Grazie Mauro. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie. Grazie, buona serata. Ciao, grazie Alessandra, grazie a tutti, ciao a tutti. Grazie. Ciao, grazie a tutti Ciao. i relatori e le relatrici. Ciao Silvia. Arrivederci, grazie Arrivederci. Alessandro, grazie a tutti. A voi. Arrivederci. Ciao, Vale. Arrivederci.